completo l'inquadramento di questo progetto. Protagonista del progetto è Transparency International, è una ONG che si occupa di lotta alla corruzione, di integrità, che è presente in moltissimi paesi del mondo, e in particolare la sede italiana ha iniziato 2 anni fa a lavorare su questo tema. Perché abbiamo pensato di lavorare sulle energie rinnovabili? Vi faccio una premessa brevemente di sistema, e prima di sentire un po' di esperienza e di vedere magari qualche immagine. Abbiamo pensato che il tema delle energie rinnovabili fosse un tema sì strategico, sì promettente per il futuro, sì positivo per l'ambiente, come si sente dire spesso, ma fosse un tema che era anche esposto, forse più per la caratteristica nostra italiana, ad alcuni rischi particolari. Rischi legati un po' da un lato ad alcune caratteristiche della nostra società, per cui c'è una percezione di legalità piuttosto diffusa, c'è una struttura sociale che tende a indebolirsi, quindi un sistema anche di relazioni che non sempre si basa su regole trasparenti, ma a volte tende più a basarsi sulle relazioni amicali, quindi sulle amicizie, sulle relazioni, piuttosto che su criteri di merito o di capacità. Un altro elemento che viene spesso alla ribalta, soprattutto rispetto a quello che ci raccontano i mass media, ed è uno dei temi cari anche a Legambiente, è quello delle infiltrazioni del crimine organizzato rispetto all'economia legale. In questo contesto, siccome la clean economy è un settore di mercato grande espansione, però ancora piuttosto nuovo, abbiamo pensato che fosse importante, riteniamo sia importante proteggerlo, siccome è un settore che attualmente gode di buona salute, e non pensate solo al fotovoltaico di cui si parla tanto, ma in realtà il settore della green economy è un settore molto molto ampio, che va dagli acquisti verdi alle biomasse, allo sviluppo sostenibile, alla mobilità, e è un settore dove l'Italia può avere un ruolo da protagonista. Ci sono grossissimi finanziamenti messi in ballo, non c'è una grande esperienza, o meglio c'è un'esperienza rispetto ad altri settori dove non si è protetto bene un sistema. Questo poi è stato attaccato da più parti, e alla fine, che è la cosa che interessa penso a tutti, da un lato le risorse, soprattutto le risorse pubbliche, non sono state spese bene, e quindi diciamo i soldi di tutti, i soldi nostri, i soldi che paghiamo nella nostra bolletta, quei famosi contributi per le energie rinnovabili, vengono sprecati o finiscono in tasche sbagliate, e dall'altro lato anche l'ambiente ne risente, perché dove io non uso in modo efficiente i soldi, o dove io gestisco quello che è un settore di green economy, e credo che poi il settore delle foreste e delle biomasse sicuramente è uno di questi settori, dove io non rispetto le regole, di solito l'ambiente ne risente. Allora per noi è importante proteggere il sistema, proteggere il mercato, sia per quello che è l'ambiente in cui tutti viviamo, sia per il tema delle risorse, sia perché in un momento di crisi come questo non è giusto che le imprese sane, cioè chi si comporta correttamente, debba rimetterci o debba alla fine anche dover chiudere perché nel mercato altri soggetti si comportano in modo scorretto, ovviamente spendendo meno o sostenendo meno i costi. Allora questa è un po' la premessa in cui si è mosso questo progetto. Cosa stiamo trovando in questo progetto? Oggi siamo qui nel comune di Padova, abbiamo parlato molto con le aziende, stiamo parlando molto con le università, vorremmo parlare molto anche con gli enti locali, che sono non solo gli enti locali, ma diciamo gli enti pubblici, quindi la pubblica amministrazione, che è quella che dispone i fondi e dispone delle autorizzazioni, per cercare di fare un po' rete, cercare di fare un po' sistema, per proteggere un po' questo settore. L'altra cosa che vorremmo fare non è un oggetto di questo progetto, ma sicuramente è una delle cose da fare, è quello di parlare col settore bancario, perché uno dei problemi che emergeva anche stamattina nel tavolo tecnico che abbiamo tenuto è quello del problema dell'accesso al credito. Non ci può essere un mercato in crescita se un'azienda che produce o che sviluppa impianti non trova finanziamento in Italia, quindi va a realizzare gli impianti in Canada perché le banche la mettono a disposizione i soldi. Oppure, come si diceva oggi, la Cina, c'è stato
responsabile di un'azienda che stamattina ci ha detto: certe volte penso che sia il caso di alzare bandiera bianca e dire vabbè, ci arrendiamo, basta, è inutile che lottiamo rispetto a un settore dove non possiamo competere in un mercato globale. Noi non vogliamo essere così pessimisti, vogliamo sempre tenere un minimo di speranza e di positività. E una delle cose che si può fare è parlare di questi temi. Abbiamo chiamato questo incontro energie criminali. Vi posso dire che molti hanno criticato questa scelta, ci hanno detto: ma perché le avete chiamate criminali? Ma come vi è venuto in mente di dire che l'energia può essere criminale? Non vorrete mica dare una brutta immagine delle energie rinnovabili, un settore che sta facendo fatica. Adesso non mettetevi certo a parlare del fatto che ci sono dei rischi. Secondo noi non è corretto, secondo noi invece è opportuno mettere anche questo punto all'ordine del giorno. Non so di cosa vi occupate, ma chi si occupa di energie rinnovabili sicuramente tanti incontri con questo titolo non li ha visti, forse quelli di Legambiente che si dedica da molti anni al tema del rapporto di un organizzato ambiente con i rapporti ecomafia. Forse loro sono diciamo un po' i paladini di queste campagne, però al di fuori di questo si deve sempre parlare delle prospettive della green economy, delle promesse per il futuro, ma nessuno mette mai poi una nota critica. Nota che invece chi è un po' dentro il settore, gli attori che ci lavorano in questo mercato vedono e sono anche disponibili a raccontarlo. Ecco. Per cui l'obiettivo di oggi è semplicemente quello di porre un problema e dire che è un problema di cui bisogna occuparsi senza allarmismo, però sicuramente senza far finta che tutto vada bene. Per l'incontro di oggi abbiamo invitato Antonio Brunori. Lui è il segretario del PFC, che è uno dei sistemi di certificazione del legno. Se voi guardate la carta riciclata o tutti i prodotti verdi che si acquistano, che sono diciamo di derivazione legnosa, sono marchiati o FSC o PFC. Sono due sistemi diversi, ma diciamo entrambi garantiscono la trasparenza, la correttezza e la filiera di un sistema del legno che pochi conoscono, ma forse Antonio dopo ci racconterà qualche numerino per darci l'idea di cosa si muove in questo settore. Dicevamo prima che quando c'era la Repubblica di Venezia il furto di legname nelle foreste era punito con la pena di morte. Questo per dirvi che una città come Venezia, insomma, che è stata una repubblica importantissima, sapeva bene qual era il valore del legno. Antonio è reduce da pochi giorni da una missione nei paesi nell'area balcanica, adesso non mi ricordo quali paesi insomma hai girato, però quello è un'area dell'Europa, se parliamo tanto di Europa unita, è un'area d'Europa ricca di risorse naturali, giovane in termini di democrazia e forse un po' debole in termini di sistemi di trasparenza e di sistemi di integrità. Ecco, non che noi siamo proprio campioni, però chiaramente ci sono dei contesti molto a rischio. Allora credo che possa essere interessante, insomma, quello che siete intervenuti, un racconto proprio dalla viva voce di chi è stato e di chi ha visto un po' cosa succede fuori dai nostri confini, per capire un po' a livello globale dove le economie si stanno muovendo, quali sono gli interessi che ci sottendono e soprattutto quali sono poi i rischi e le contromisure, le cose che potremmo fare per cercare di essere un po' più attenti, a partire da quello che possiamo fare ogni giorno noi con i nostri acquisti, per passare poi a quello che possono fare le amministrazioni locali o le pubbliche amministrazioni con il loro gare d'appalto e via via fino al mondo delle imprese. Allora, se sei pronto, Antonio?